All'indomani del verdetto referendario, torno al ministro trevigiano alla giustizia Nordio, si è scatenata la classica tempesta perfetta, ma lui tira dritto, ammette la responsabilità politica e non rassegna le dimissioni. Grave incidente stradale questa mattina a Padova, un autobus ha investito una giovane di 22 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali, è ricoverata in gravi condizioni. Si è spento a Torreglia dopo 6 anni di lotta contro una grave malattia. Nicolò Legnaro, figlio dell'ex sindaco, aveva solo 12 anni. Rapina violenta in stazione a Padova, donna aggredita da un individuo che poi le ha chiesto un riscatto per riavere la borsetta, arrestato dalla polizia 29enne marocchino. Violenza al pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza, paziente morde un vigilante, se semina lo scompiglio interviene la polizia che lo arresta. Meteo, da domani sera allerta per l'arrivo di precipitazioni abbondanti e forti raffiche di vento, parentesi invernale con un brusco calo delle temperature. Istituito a Jesolo il primo registro per le locazioni turistiche, uno strumento antitruffa per turisti e proprietari degli alloggi. Mettere al centro la persona e i suoi bisogni fisici e psicologici, questo è l'obiettivo della proposta di legge presentata da Alberto Stefani per istituire in Veneto la figura dello psicologo territoriale. Il trevigiano Roberto Breda è il nuovo allenatore del calcio Padova, ha firmato l'accordo, domani la presentazione ufficiale all'Euganeo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli, ma come sempre il martedì cominciamo vedendo insieme quello che è il nostro sondaggio di oggi dedicato alla politica e all'esito referendario. Referendum, cosa deve fare Nordio? Questo è il titolo del sondaggio di oggi. Se secondo voi deve restare, fate una chiamata gratuita al numero che vedete in sovraimpressione sulla barra di colore verde. Se deve dimettersi, il numero è quello sulla barra di colore rosso. L'esito del sondaggio verrà come sempre reso noto nel corso dell'approfondimento politico in onda a partire dalle 21 Ring con Ferdinando Avarino. Ed ora la cronaca con un'ultima ora, gravissimo incidente domestico questo pomeriggio a San Stino di Livenza. Una bambina di appena 8 mesi è caduta dal divano di casa sbattendo violentemente la testa. La piccola nell'impatto ha perso i sensi. Immediata la chiamata al 118, data la gravità, oltre all'arrivo dell'ambulanza da Mestre si è alzato in volo l'elisoccorso di Treviso che ha trasportato la piccina all'ospedale di Padova, dove si trova ora ricoverata nella rianimazione pediatrica in prognosi riservata. La politica ora, all'indomani del verdetto referendario attorno al ministro trevigiano alla giustizia Carlo Nordio, si scatena la tempesta perfetta, ma lui tira dritto, ammette la responsabilità politica ma non rassegna le dimissioni. Da un lato la missione della sconfitta di cui si assume, testuali parole, la responsabilità politica, dall'altro la volontà di non dimettersi e arrivare a fine legislatura. All'indomani del verdetto referendario è il guardasigilli trevigiano Carlo Nordio ad avere gli occhi della politica e non solo puntati addosso. Le prime dichiarazioni di giornata sono quindi le sue, ma per quanto precise non spengono la polemica. Anzi, anche in Consiglio regionale c'è chi al ministro chiede un passo indietro. Io penso che un ministro che tra l'altro pronuncia determinate parole, non solo lui ma anche parte dei propri colleghi durante un referendum così delicato sulla Costituzione, non meriti di rimanere al suo posto. La difesa che non ti aspetti arriva dal Dem Giovanni Manildo, trevigiano come Nordio. Rispetto a Nordio le parole di onestà intellettuale che ha avuto mi sono molto piaciute e conoscendolo penso che c'era da aspettarsele. Penso che nell'ultimo periodo non sia stato più lui il frontman di questa campagna referendaria, ma sia stata proprio la Meloni stessa. C'è poi il fronte interno con gli equilibri tra Meloniani e Lega, con le regioni a guida Carroccio, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, dove a prevalere è stato il sì, record a Verona, terra del leghista Matteo Pressi. Io non credo che si siano sul tavolo le dimissioni del ministro Nordio. Lui si è correttamente preso la responsabilità politica della proposta che è stata fatta attraverso la riforma, ha correttamente riconosciuto che il risultato non è quello sperato, cioè dell'approvazione della riforma. Detto questo, la riforma è una
parte del lavoro complessivo che spetta al Ministro della Giustizia. E infatti Nordio, sempre in giornata, ha già preannunciato il suo obiettivo, ovvero il piano carceri, riduzione delle carcerazioni preventive ed espiazione della pena nei paesi d'origine. Insomma, si va avanti, ma forse non come prima. Per Mario Conte si deve ripartire dai territori. A Treviso capoluogo, città di Nordio, il no ha vinto, seppure di misura sul sì, e questo, lo sa bene anche Conte, non è un dettaglio. Conseguenza per il governo? Nessuna. Nessuna. Certamente però forse un eccesso di sicurezza nell'approccio a questa esperienza amministrativa non ha beneficiato, quindi dobbiamo tutti quanti tornare con i piedi per terra, evitare situazioni imbarazzanti che hanno caratterizzato soprattutto questo ultimo periodo, tornare ad ascoltare quelle che sono le istanze dei territori. Credo che il governo non debba muoversi, perché l'ha detto e lo deve confermare, perché per serietà si va alle elezioni e poi ritorniamo al giudizio dell'elettorato, però stavolta in maniera composita, non su un unico argomento. L'insegnamento che il popolo ha dato più volte al Parlamento di non procedere a colpi di maggioranza sulle riforme costituzionali come fece Renzi e come oggi ha fatto l'attuale governo non è stato accolto, e credo che sia una lezione. Supplettive in Veneto, a Padova vota il 57,65%, a Rovigo il 52,21%, affluenza nettamente in calo rispetto alle politiche del 2022. Trionfa la Lega nei seggi lasciati liberi da Alberto Stefani e Massimo Bitonci. La conferma della vittoria del centrodestra nelle elezioni supplettive nei due collegi veneti arriva in tarda serata, mentre è in corso l'analisi del voto per l'esito del referendum sulla giustizia, che invece ha visto perdere il sì alla riforma fortemente voluta dal governo Meloni. I due seggi nei collegi uninominali del Veneto, lasciati liberi da Alberto Stefani e Massimo Bitonci, divenuti presidente e assessore regionale, sono andati ai candidati della Lega. Nel collegio Veneto 201 a Rovigo prevalso il tesoriere della Lega Alberto Di Ruba con il 57,43% delle preferenze, che ha superato Giacomo Bovolenta del centro-sinistra, più staccato Giuseppe Padoan, Italia Resistere, con il 7,67%. Nel collegio Veneto 202 di Selvazzano Dentro e parte dell'Alta Padovana ha vinto invece Giulio Centenaro, sempre della Lega, con il 59,44%, che ha superato Antonino Stivanello del centro-sinistra con il 31,21%, Mario Adinolfi del Popolo della Famiglia col 5% e Andrea Paccagnella di Ora con il 4%. La cronaca, grave incidente stradale stamane a Padova. Un bus della linea extraurbana ha investito una ragazza di 22 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Ora la giovane è ricoverata all'ospedale in gravi condizioni. Un lenzuolo bianco lasciato dai soccorritori, segni verdi fluorescenti sull'asfalto che indicano la posizione dell'autobus. Sono le tracce di quanto accaduto in via Gozzi, ridosso della stazione di Padova. Sono le 8 del mattino, l'orario dei pendolari. Un autobus che viaggia sulla linea extraurbana di 2 Carrare si sta muovendo dalla stazione in direzione centro. A bordo c'è solo l'autista. Lungo la strada cammina una giovane di 22 anni di Mirano che pochi secondi dopo prova in fretta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. L'impatto tra la giovane donna e l'autobus è violento, con la 22enne sbalzata sul vetro e trascinata per qualche metro. Immediati scattano i soccorsi, in tanti accorrono. I sanitari le prestano le prime cure per poi trasferirla al vicino ospedale, dove arriva in condizioni molto serie, ma secondo i primi riscontri non in pericolo di vita. In via Gozzi iniziano i rilievi della polizia locale di Padova sul posto con la stazione mobile. Si sentono i testimoni, si ascolta soprattutto l'autista, un uomo di grande esperienza sotto shock per quanto accaduto. Le indagini in corso cercheranno di cristallizzare quei pochi terribili istanti. Nel frattempo il pensiero di tutti corre in ospedale, sperando che la donna ferita possa migliorare al più presto. Si è spento a Torreglia dopo 6 anni di lotta contro una grave malattia. Nicolò Legnaro, figlio dell'ex sindaco, aveva solo 12 anni. Il viaggio di Nicolò sulla Terra si è compiuto e prosegue ora nella meta dell'infinito.
Come famiglia in questo momento ci stringiamo nel silenzio e nella preghiera di fronte al mistero, ma siamo certi che troveremo le parole per testimoniare la bellezza che ha seminato in terra Nicolò, il supereroe dell'amore. È un messaggio luminoso e pieno di speranza nel grande dolore che stanno vivendo, quello che Filippo Legnaro, la moglie Chetti e i figli scelgono per comunicare la scomparsa di Nicolò. Aveva 12 anni Nicolò e dal 2020 lottava contro una grave malattia che sembrava sconfitta ed era ricomparsa nel 2024, strappandolo alla vita. Anni segnati dall'amore e dal dolore, questi per la famiglia dell'ex sindaco di Torreglia, circondata dall'affetto della comunità e in particolare degli amici e compagni di Nicolò che hanno vissuto insieme oggi un momento di condivisione con la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Torreglia. I funerali del piccolo Nicolò, che con i suoi occhi grandi amava guardare il cielo, si svolgeranno nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Torreglia giovedì 26 marzo alle 15. Dalle 16:30 di mercoledì 25 nella stessa chiesa sarà allestita la camera ardente per quanti vorranno salutarlo, a cui seguirà alle 21 una veglia di preghiera in suo ricordo che continuerà per tutta la notte. È stata aperta un'inchiesta per la morte sul lavoro del 22enne del Senegal, rimasto incastrato ieri mattina nel macchinario per il taglio delle lamiere di un'azienda di Selvazzano Dentro. Era figlio unico Mamour Mbou Pape, il 22enne originario del Senegal, morto ieri mattina mentre stava lavorando in questa azienda di caselle di Selvazzano Dentro, la Boldrina Anselmo SRL. Era in Italia dal 2024 e viveva a Padova nel quartiere di Torre. Aveva raggiunto il papà, che è corso con alcuni colleghi e con il cuore in gola davanti ai cancelli della fabbrica. Lavorava e studiava al centro provinciale di istruzione degli adulti Mamour Mbou Pape, un giovane con tanti sogni e il desiderio di costruirsi una vita. Erano le 8 di lunedì, inizio turno, inizio settimana. Il 22enne stava lavorando su un macchinario destinato allo srotolamento e al successivo taglio a cesoia delle lamiere, quando nel tentativo di rabboccare il liquido lubrificante il giovane sarebbe rimasto incastrato all'interno del cilindro del macchinario. Un collega, un cinquantenne originario del Togo, ha disperatamente tentato di tirarlo fuori procurandosi un taglio alla mano destra giudicato non grave, ma per Mamour Mbou Pape non c'è stato nulla da fare. Un dramma su cui la procura di Padova ha aperto un'inchiesta. Per lunghe ore sul posto hanno lavorato i carabinieri con i funzionari dello Spisal, che hanno posto sotto sequestro il macchinario e stanno verificando che tutte le norme sulla sicurezza siano state rispettate. Un dolore infinito per la famiglia e per la comunità senegalese, che si è subito stretta a un padre rimasto solo a piangere un figlio uscito di casa per andare al lavoro, che in quella casa non ha più fatto ritorno. Una morte, quella di Mamour Mbou Pape, che è la quarta in provincia di Padova dall'inizio del 2026. Ed ancora cronaca, violenta rapina questa mattina alle 4:30 in stazione a Padova. Una donna è stata aggredita da un uomo che poi le ha chiesto un riscatto per riavere la borsetta. 29enne marocchino arrestato dalla polizia. Aggredita alle spalle da uno sconosciuto che le ha strappato la borsa scaraventandola a terra e trascinandola per alcuni metri. La rapina violenta in stazione a Padova, vittima una 60enne dipendente di un albergo in città che stava andando al lavoro. Alle botte, allo spavento e al trauma, alla donna poi si è aggiunta la paura del ricatto. Il rapinatore che l'ha aggredita, infatti, mentre la 60enne era in ospedale per curare le contusioni, ha iniziato a telefonare ai suoi familiari chiedendo loro 100 euro per la restituzione della borsetta, che conteneva, oltre al portafoglio, documenti personali, le chiavi di casa e di lavoro, un paio di occhiali, 20 euro e il telefonino. Sono stati i colleghi della donna ad allertare il 113. I poliziotti si sono presentati all'appuntamento con il rapinatore in piazzale Stazione. I colleghi dei volanti si sono portati sul posto e sono intervenuti non appena c'è stato il contatto, e quindi era iniziato questo tentativo di estorsione per restituire gli effetti personali, documenti
della vittima. Gli agenti hanno bloccato il 29enne marocchino che ha reagito violentemente. Una volta caricato nell'auto di servizio, lo straniero ha anche danneggiato il vetro con testate e calci. Le indagini hanno poi chiarito che il giovane ha agito assieme ad un complice, fermato anche lui vicino alla stazione. Era stato arrestato lo scorso 28 febbraio per aver minacciato con una siringa un ragazzo nel tentativo di estorcergli del denaro in cambio della restituzione degli occhiali da vista che aveva perso. Il 29enne marocchino è finito in carcere accusato di rapina aggravata, tentata estorsione, resistenza, violenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento dell'auto di servizio. Una risposta immediata che è stata data praticamente innanzitutto alla signora rapinata e quindi una risposta immediata al territorio per un fatto dove poi, per quanto concerne l'autore, è un 29enne straniero. Già ci siamo attivati con l'ufficio immigrazione in posizione di non regolarità sul territorio nazionale e poi all'esito di quelle che saranno le determinazioni da parte dell'autorità giudiziaria sarà collocato in un CPR poi per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale, soggetto già aggravato da anche reati contro il patrimonio, contro la persona. Follia all'ospedale San Bortolo di Vicenza, un paziente morde un vigilante e semina lo scompiglio. È un tipo aggressivo, un personaggio che infastidisce i passanti in città a Vicenza. Interviene la polizia locale che lo porta all'ospedale San Bortolo e qui, vista la sua agitazione, viene sedato. Ma quando si sveglia in piena notte si scatena. L'immigrato, all'interno della zona rossa dell'ospedale, urla, inveisce contro tutti i presenti, sputa, aggredisce i sanitari. Viene lanciato l'allarme, interviene la vigilanza, ma l'uomo morde sul braccio una guardia giurata. Sul posto arriva la polizia e, dato che lo straniero non ha bisogno di ulteriori accertamenti sanitari, decide di portarlo in questura. Una volta uscito dall'ospedale, però, l'uomo tenta di fuggire e, spingendo un agente con una spallata, colpisce l'altro con un calcio sul ginocchio. Nonostante la sua aggressività, viene fatto salire sull'auto della polizia, dove durante il tragitto prende a testate la parete di plexiglass. Arrivato in questura, viene identificato. Si tratta di un egiziano di 32 anni. Anche qui sferra un calcio al petto di un agente. Scatta l'arresto. L'accusa è di lesioni personali agli operatori sanitari e resistenza a pubblico ufficiale. Saliamo ora sul Monte Grappa, la stagione del volo libero è appena iniziata, ma già si moltiplicano incidenti e proteste. Al mattino verso le 9 un parapendio guidato da un pilota belga di 34 anni cade a ridosso di una casa a Semonzo del Grappa. Resta impigliato su un albero, poi l'impatto a terra da 5 metri gli provoca un trauma al bacino. L'elisoccorso lo porta a Treviso per ulteriori approfondimenti. Nel primo pomeriggio un altro pilota rimane contuso nella zona degli atterraggi a sud della strada provinciale. Arrivano ambulanza e automedica di Pedemontana Emergenza per i primi soccorsi e in giornata viene segnalata un'altra caduta senza conseguenze nella zona verso il Monte Cesen. È una situazione che da una parte è un grande volano economico per il territorio, dall'altra preoccupa i residenti per i pericoli che ne derivano. Quello che chiediamo è soprattutto un porre attenzione alla sicurezza pubblica, perché fino adesso possiamo definirla una questione di fortuna quella che non abbia ancora coinvolto nessun cittadino che si trovava a passare nel posto sbagliato al momento sbagliato. Incidenti gravi ce ne sono stati, non sono neanche più quantificabili, da gente che è precipitata ammazzandosi purtroppo nei giardini delle case, sui fili elettrici, sulla strada provinciale, sopra i tetti, all'interno dello scuolabus, sulle macchine parcheggiate. A vista d'occhio gli sportivi in volo sono decine solo sopra Semonzo. Secondo il comitato non sarebbero rispettate talvolta le condizioni di sicurezza. Ci sono situazioni in cui si lanciano che il meteo è assolutamente proibitivo. Io ho visto gente partire mentre stava piovigginando, con la nebbia, da non vedere addirittura le zone di atterraggio. Nel corso del tempo sono state documentate anche cadute di oggetti o attrezzature. Il rischio per chi vive e lavora in centro abitato c'è. Le risposte delle amministrazioni no. Sappiamo che è un'attività importante, ma io ritengo che sia molto importante anche la sicurezza pubblica.
Colpo di coda dell'inverno, il meteo regionale segnala che tra il tardo pomeriggio di domani, mercoledì 25 marzo e giovedì 26, un peggioramento del tempo porterà precipitazioni a tratti diffuse anche con rovesci locali e temporali. È previsto inoltre un sensibile calo termico e il limite delle nevicate in abbassamento. Si segnala inoltre la possibilità di un significativo rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali fino a forti, con raffiche anche localmente molto forti sia sulle zone montane e pedemontane sia in pianura, specie sul litorale. Andiamo sul litorale proprio perché è stato istituito a Jesolo il primo registro per le locazioni turistiche. Un registro volontario per contrastare le truffe negli affitti turistici. Nasce a Jesolo l'iniziativa promossa da Confcommercio in collaborazione con Rescasa, Associazione Nazionale del Turismo in Appartamento, per certificare l'affidabilità degli alloggi destinati alle locazioni brevi. Il sistema prevede verifiche su esistenza degli immobili, dotazioni, localizzazioni e corrispondenza del codice identificativo nazionale, con l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza a turisti e proprietari e arginare gli annunci non veritieri. Vogliamo dare garanzie e sicurezza al nostro ospite. Tutti i nostri soci che hanno 2 o più appartamenti e che faranno parte di questo registro che noi faremo anche gratuitamente per tutti i nostri soci, è quello di certificare primo che l'appartamento esiste, perché purtroppo si legge spesso di truffe che vengono fatte, che a quel CIN corrisponde effettivamente un appartamento che ha questi requisiti. Quindi è un sistema per tutelare l'ospite. Non vogliamo fare le agenzie, non vogliamo sostituirci al lavoro degli altri, solo dare una garanzia in più. L'iniziativa si inserisce in un settore in forte crescita. Nel 2025 l'extraalberghiero a Jesolo ha superato 1.200.000 presenze, in aumento rispetto all'anno precedente. Sul fronte normativo resta il nodo delle locazioni brevi. Dal 1 gennaio chi affitta più di 2 appartamenti è considerato imprenditore con l'obbligo della partita IVA. Essenzialmente 2 missioni. La prima, aiutare chi vuole essere un vero professionista nel mondo della gestione del turismo in appartamento a capire quali sono le regole, dove vanno le regole, in che direzioni la normativa si sposta e a sapere come rispettarle, ma soprattutto sapere dove va il mercato. Quello che guida il nostro settore è l'ospite, la sua esigenza, la sua richiesta di servizi sempre migliori, sempre più professionali, e questo è il maggior contributo di Rescasa sul territorio. Mettere al centro la persona e i suoi bisogni fisici e psicologici è questo l'obiettivo della proposta di legge presentata da Alberto Stefani per istituire in Veneto la figura dello psicologo territoriale. La salute mentale dopo il Covid è diventata un'esigenza sempre più sentita soprattutto dai giovani, ma anche da tanti anziani che vivono in solitudine o persone che per varie ragioni si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità. Il presidente della Regione Veneto, Stefani, ha presentato una proposta di legge per l'istituzione dello psicologo territoriale. È una figura che lavorerà a stretto contatto con i medici di medicina generale e sarà integrato nelle case di comunità. Il servizio, sostenuto con i fondi della sanità regionale, sarà organizzato da ogni ULSS a livello di distretto sanitario e integrato con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali. Grazie allo psicologo territoriale dobbiamo contrastare il disagio giovanile, dobbiamo dare risposta alle tante necessità di disagio psicologico che troppo spesso poi arrivano al medico di medicina generale o addirittura in pronto soccorso, e insieme dobbiamo fare un lavoro integrato sulla salute mentale in Veneto. Nello stesso progetto di legge è prevista l'istituzione di un osservatorio sulla salute mentale per monitorare la situazione. Questo servizio, secondo la Regione, oltre a benefici per la salute dei cittadini, porterà anche dei vantaggi dal punto di vista economico. Prevenire il disagio, riuscire a intercettarlo precocemente consentirà di ridurre la spesa sanitaria grazie alla diminuzione degli accessi impropri al pronto soccorso e alla riduzione dell'uso di farmaci. A Mestre ora per parlare di sport e disabilità.
Un'alleanza tra sanità pubblica e movimento paralimpico per portare più persone con disabilità allo sport. È questo il cuore della convenzione siglata a Mestre tra Ulstra Serenissima e il Comitato Italiano Paralimpico, che individua la medicina dello sport e dell'esercizio fisico di Noale come partner di riferimento. È un momento importante perché appunto è un servizio che mancava, come dire, tutti gli atleti che si approcciano allo sport di solito hanno strutture specialistiche, invece chi lo fa, diciamo, con disabilità molte volte si doveva trovare a, diciamo, girovagare per servizi vari, e qui invece abbiamo unito nella medicina sport di Noale un servizio di eccellenza che andrà quindi a colmare questa lacuna che mancava. Il progetto, sviluppato con il CIP Veneto, prevede anche percorsi integrati di valutazione clinico-funzionale per orientare ogni persona verso attività motorie adeguate, coinvolgendo specialisti in nutrizione, cardiologia e riabilitazione. Il servizio della medicina dello sport di Noale, assieme ad altri servizi dell'ASL, possono accompagnare i nostri atleti, ma anche le persone che oggi sono la stragrande maggioranza che sono a casa e che non fanno attività. Quindi dare una valutazione ai nostri ragazze e ragazzi sulle discipline che possono fare non solo a livello provinciale ma a livello veneto. Quindi è un'occasione straordinaria. Noi stiamo puntando tantissimo, è il nostro sogno, che l'attività sportiva possa entrare dentro i LEA, e cioè venga finanziata dal sistema sociosanitario. In Veneto, secondo i dati Istat e CIP, le persone con disabilità sono il 3,8% della popolazione, ma solo una minima parte pratica sport in modo continuativo. L'accordo si inserisce in questo contesto con l'obiettivo di colmare il divario e promuovere inclusione e riabilitazione attraverso lo sport. Lo sport è fondamentale. Io subisco un incidente nel 2002 e all'età di 28 anni la prima cosa che sono andato a ricercare dopo che sono tornato un po' più in forma è proprio lo sport, perché lo sport, io è l'unico momento quando faccio sport che non ho dolori, ho dei dolori neurologici, e quando faccio attività sportiva il cervello è proprio impegnato là e quindi non sento niente, quindi è veramente medicina. È morto oggi a 91 anni Gino Paoli, il cantautore che ha fatto la storia della musica italiana, nativo di Monfalcone. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. Chissà se poi era riuscito a tornare sott'acqua per salutare il Cristo degli abissi a Camogli. Ripetutamente nella sua autobiografia Cosa farò da grande, Gino Paoli aveva espresso quel desiderio. Il cantautore, scomparso questa notte a 91 anni, in quel libro si era raccontato con disarmante sincerità, senza nascondere i lati più oscuri di un carattere per sua stessa missione non facile. Scontroso, burbero, Gino Paoli lo era di default, non perché facesse figo. Eppure brani come La gatta, Sapore di sale, Il cielo in una stanza, più recentemente Una lunga storia d'amore o Ti lascio una canzone, restituiscono al pubblico, ora come sempre, uno spirito libero e persino gentile. Nato a Monfalcone nel 1934, Paoli tornava spesso, più con la memoria e i racconti che di persona, alla città dei cantieri, e nel libro narrava anche con estremo pudore le persecuzioni titine ai danni della sua famiglia, senza cercare alcuna forma di consenso. Fu Gino Paoli un protagonista della cultura popolare del nostro paese, ovvero della forma più nobile di cultura, refrattario fino in ultimo ad ogni possibilità di schedatura. Il tentato suicidio, la relazione con Stefania Sandrelli, da cui nacque la figlia Amanda, lo resero forse più noto di quanto volesse o si aspettasse. Senza fine tu trascini la nostra vita. E sullo sfondo, da 60 anni, l'amore e il rapporto successivo, anch'esso difficilmente inquadrabile, con Ornella Vanoni. Senza fine, Che cosa c'è? Sono brani che hanno consegnato quella storia un po' a tutti noi. Per Paoli l'ultimo anno non è stato facile. Prima della scomparsa della Vanoni, quella del primogenito Giovanni, un anno fa, improvvisa, dalla quale, lo ha ripetuto nell'ultima intervista con Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, non si era ripreso. Gli faremmo sicuramente torto, ma ci piace pensare che non abbia voluto lasciarli troppo soli lassù e che ora si stia già dando da fare per rendere il paradiso un luogo un po' più movimentato. Sono qui con 4 amici al bar che hanno voglia di cambiare il mondo. Sport e calcio, il trevigiano Roberto Breda è il nuovo allenatore del Calcio Padova. Domani la presentazione ufficiale all'Euganeo.
È Roberto Breda, il nuovo allenatore del Calcio Padova, trevigiano, classe 69. La fotografia a bordo campo a Lugano insieme al presidente Francesco Peghin sancisce l'accordo con il mister che sostituisce Matteo Andreoletti, esonerato dopo 4 sconfitte consecutive. Il nome di Breda era spuntato già nelle prime ore di lunedì, quando l'accordo con Guido Pagliuca sembrava difficile da raggiungere. Domani la presentazione ufficiale in sala stampa a Lugano. In queste ore il mister ha incontrato la squadra nel campo di allenamento alla Guizza. Il tecnico trevigiano ha firmato un contratto fino al termine della stagione. Da calciatore nel ruolo di centrocampista ha indossato le maglie di Ospitaletto, Sampdoria, Messina, Udinese, Spal, Parma, Genoa, Catania e Salernitana, con la quale ha collezionato 230 presenze, vestendo anche la maglia della nazionale Under 21 in 3 occasioni. Da allenatore ha iniziato la carriera nelle giovanili della Reggina nel 2007. Nel 2025 fa ritorno dopo 14 anni sulla panchina della Salernitana in sostituzione dell'esonerato Stefano Colantuono. Ora la nuova esperienza con il Padova. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento è con il nostro meteo. Arrivederci.